Ciao, scusate, ma era caduta la linea come al solito. L'ho da mezzo proprio tutte cose perché avevo premuto secondo me il bottone sbagliato. Anche se effettivamente è sempre capitata sta cosa, però stavolta si è ruota proprio direttamente la chiamata. Vabbè, ci siamo, penso che ce l'ho fatta e spero che mi inviate subito il link. Ah, no, forse tengo già il link dove mettete i commenti a così posso rispondere e posso vedere chi ci sta in linea. Eh, allora, facciami pure il link del live su Facebook, il nuovo link, per chi ancora non l'ha qualche. Poi amo, sto facendo un attimo il live là. Sta a posto? Eh, vabbè, ci sentiamo dopo. Ciao, ciao, ciao. Allora, scusate, ho aggiusti al telefono con mia moglie. Aspettate, ecco qua. Allora, grandissimo Carmine che mi ha mandato il link. Mo' acchiappo subito. Aspettate un momento. Mi acchiappo subito, vedo chi ci sta. Vi saluto tutto quanto. E scusatemi se ho dovuto cominciare con un quarto d'ora di ritardo, ma io sono sempre preciso. L'unica cosa è che su stu cazzi YouTube ogni tanto cade la linea e non si riesce a fare niente più. Allora, sto andando sulla pagina dei commenti per vedere chi ci sta e approfitto pure per salutare, perché si non ricorda, Light Prim, Marco Ruggiero che sta nella curva free questa sera, si sta in un Napoli e grande Marco, state buono, mi raccomando, tifa Napoli ovviamente, speriamo che stasera vinciamo. Allora, il link sta qua, che me l'ha mandato il grandissimo Carmine Guarracino, che veramente è un grande, che mi è venuto a vedere pure a teatro Carmine Guarracino, eh? È stato l'unico, no, c'è stato anche qualcun altro. E mi ha mandato link, solo che sto stoppando un attimo qua e sto cercando di capire lo stanno i commenti. Ah, ecco, NP, aspetta, ecco. Eccoli qua, eccoli qua. Ecco, vabbè, ci sta i soliti, siamo sempre i soliti, ma oramai siamo proprio una comitiva. Allora, Fulmine Giallo che sarebbe Carmine Guarracino, Paolo Varchetta, Follettone 84 non l'ero mai visto. È la prima volta. Antonio Puca, grandissimo Antonio Puca, buonasera. Jenny Ruggiero, che poi ci stiamo scrivendo su Facebook. Luca Saviano, grande, ha scritto grande tu che ci segui. Giovanni Bosso, grandissimo Giovanni Bosso, che ha fatto avuta, scusate, ha fatto avuta per i Web Awards a Issa, ha fatto da Sora, Mamma, Pata, ha fatto votare tutti quanti, lo ringrazio. E poi c'è sta il grandissimo Francesco Caruso della pagina I video più divertenti di Facebook. Scusate un attimo, ecco qua. Che dice, i video più divertenti di Facebook, la pagina di Francesco Caruso, che saluto con un abbraccio perché Francesco è un bravissimo ragazzo e mi condivide spesso i video sulla sua pagina. Poi ci sta Marco Somma, ciao Marco, che pure è un nome abbastanza nuovo, non mi ricordo. Francesco Ferruzzi, chi ci sta più? Francesco Raiola, Disturbo Stefano, cazzi no, Luca Saviano pare già la città, voglio, grandissimi. Allora, io devo invitare Giancarlo Cervelli, perché praticamente vi ho promesso che stasera vi invitavo questo mio amico, Giancarlo Cervelli, che chi non lo. Aspetta, scusate un attimo, io mi sto grippando. Ah, eccolo qua. Giancarlo Cervelli, praticamente, per chi non lo conosce, è un mio amico cantautore che fa le canzoni, che praticamente ci ha cantato pure qualche nostra parodia, ci ha cantato tipo Pest Christmas, ci ha cantato Spendi, ci ha cantato, fammi ricordare, ci ha cantato di più, Gonzalo Gol, che non è una parodia, ma è una canzone che abbiamo fatto a, come si chiama, Higuain, e poi ci ha cantato pure questa nuova parodia che fra poco esce, che non vedo l'ora di pubblicare, perché veramente, diciamo, proprio voglio. Scusate, posso invitare perché io ho due cose insieme, non riesco a fare. Ecco qua. E dicevo che praticamente ci ha cantato anche questa, ci ha aiutato, è una delle voci di questa parodia nuova che stiamo facendo, che veramente voglio non vedo l'ora di mettere
che cazzasse abbiamo fatto un bordello per farla, perché poi capirete perché che siamo andati in tanti posti, e, però ci siamo divertiti, ci siamo divertiti. Allora, ho provato a invitare a Giancarlo, spero che ci sono riuscito. E... ma voglio fare una domanda a voi, scusate, ma mi vedete, mi sentite tutto a posto? Perché non mi pare che ci vediamo, ci sentiamo, perché di solito ci sono grandi... Ah, saluto pure Vittorio Montagna, grande Vittorio. Vittorio Montagna pure fa dei bei video, andate a visitare la pagina di Vittorio Montagna di quei bravi ragazzi, è un ragazzo molto bravo, fa dei video molto divertenti. Allora, voglio facciamo da questo fatto se mi sentite, mi vedete tutto a posto, perché sennò a finire parlo come usciamo soli che lo faccio spesso, quando facciamo il live. Quindi, niente. Poi salutiamo anche a Davide Cappello, Gista Ciuga, Giuista. Fai un saluto a tutti i ragazzi della... Ah, sì, questo me l'aveva detto Jen, bravo. Fai un saluto a tutti i ragazzi della prima B del liceo Spordone. Allora, ragazzi della prima B del liceo Spordone, un saluto, voi bene, vedetevi i video e mi raccomando, scassate tutte cose. Poi ci sta. Io intanto voglio dire che sto aspettando che Giancarlo riceva l'invito, anzi, mo faccio una cosa, mo chiamo proprio al telefono perché si l'ha ricevuto, perché stamattina va a fare sto fatto, però non ci riuscivo. Allora, scusate, lo faccio stare chiamato live proprio, il live nel live. Sembra si riesce a pigliare il numero della coppa WhatsApp, ecco qua. Muovo prima un attimo, aspettate un attimo. Giancarlo, ecco qua. Vogliamo a po'. Allora, ci stai più. Tutto a posto, sì, sì, a posto. Mi vedete e mi sentite, sono troppo contento. Scusate un attimo che ci voglio dire a Giancarlo se ha ricevuto l'invito, perché sennò... Poi Giancarlo, ma stai venendo? Sì, sì, sto parlando e praticamente Giancarlo te l'ha mandato l'invito. Mo tu mi hanno dato per sicurezza, ma avresti dovuto riceverlo perché diceva quando stiamo in diretta che si può, chi te l'ha già mandato, capito? Allora per esempio, mo te l'ha già mandato. Mo te lo mando pure un altro. Però penso che ti sarebbe dovuto arrivare. Mo te lo mando un altro per sicurezza, eh. Allora, mo tu mi hanno dato oggi. Guarda, mi ha creduto che stavo per forza. Perché me l'hanno detto pure, non voglio... Sì, 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 no, vabbè, ma tu, cioè, a parte i commenti, tu avrei ci sta, cioè, perché qui ci sta mai a 3 ore. Vai, te l'ha inviata, ha fatto pure un campanile, l'invito pubblicato, dopo dici sempre che addirittura mi comunicano il vantaggio del Parma contro la Fiorentina, ottimo, ottimo. Chi ha segnato? Cassano? Ottimo, ho visto la chiamata. Sì, tu te lasci, spero che l'invito ti sia arrivato. Te lo continuo a mandare ogni 5 minuti. Tu controlla sempre la campanellina. Ah, boh. Ehi, ciao, 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 ciao. Voglio allora a posto. Parlavo con Giancarlo, avete sentito? Spero che ci riesca. Spero che ci riesca a inviare questi. Allora, sta nei commenti perché voglio parlare poco con voi. Ah, voglia tu parli, l'ho detto, eh. Allora, facciamo leggere qualcosa che ci sta. Allora, grande Vittorio Montagna, no, ma io non ho parole. Ragazzi, questa splendida prestazione Fabrizio, hai un fratello a Napoli, non dimenticarlo mai. Ma Vitto, ma io ti voglio bene, lo sai. A me mi fa molto piacere. Qui Valerio Abbondante, cioè, grande Valerio, che mi ha scritto pure un po' a Facebook, mi ha scritto perché era caduta la linea prima. E niente, voglio, spero che stasera una lo vince, ma dovrebbe vincere perché stasera con Genova pensa. Mi dispiace, voglio che non ci sta Pitbull, però sta ancora dalla finanza in Sardegna, quindi non, è ancora indisponibile. E non lo so, mo faccio una cosa, mo chiamo e ci dico, tanto oramai ci dico pure se si vuole suggerire un risultato esatto a volo. Mo prima si troviamo, voglio perché per l'aspetto delle scommesse, Pitbull, come già ben sapete, ha preso 2 bollette che ho pubblicato l'altra volta, eh. Poi ha fatto affumare il risultato esatto con Sassuolo, però comunque è sempre uno che
che comunque potrebbe farvi prendere una cosa di soldi. Molto in diretta, proprio live, vogliamo. Prima una volta, a volo vi arriva questa bolletta proprio. Fabri ha segnato Cassano, sì sì, io sto c'è ha segnato Cassano, mi fa molto piacere, mi fa molto piacere, poi stiamo chiamando a Pietipullo live, qui grande, siete sono in diretta e qualcuno vuole sapere il risultato esatto per quanto riguarda la partita di stasera Napoli-Genova. Aiuta. Eh, Mario Piettepulla ha detto altro, ha detto bisogna giocare altro. Quindi tocca a voi, mo, 2-3 euro, quanto ce ne va però? No, 2 euro è poco, poco. Ah, 2 euro, 2 euro. Intanto Giovanni dice Paolo Sfuga Sardegna, lascio stare. Ma non ti preoccupare, Giovanni, lui sta già da 10 giorni, già avrà giocato. Ti saluta Antonio Puca che gli manchi moltissimo. Antonio, è tornato Antonio Puca che gli dispiace molto che tu non ci sei in queste ultime, però ti ho spiegato. Andò a Hit, che all'ultima live tu non c'eri, Hit, noi ti abbiamo aspettato, io morivo su fatto. Comunque Antonio ti saluta, anzi Hit, scuso non faccio da parte mia, ma vabbè, ma quello lo dice in modo buono, Antonio lo dice in modo buono, e io do bene, non mi si affeziona, gli manchi. Vabbè, allora, allora io, l'ha detto, lo ripete, lo ribadisce, giocatevi altro, Napoli-Genoa altro, metteteci poco sopra, ma quanto l'hanno su altro? A parecchio, ok. Allora, chiudiamo questo argomento di bollette, ti lascio, ci sentiamo più tardi. Ciao, 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 ciao. Chiudiamo questa parentesi di bollette perché sennò noi già le femmine non ci seguono proprio, tranne Melania Petrillo, che è l'unica donna, secondo me, che ci segue quando facciamo le live, pure perché noi parliamo di tempo, ogni tanto parliamo di calcio, parliamo di bollette, parliamo di queste cose qua, allora le donne ovviamente sono... Paolo Varchetta ha fatto una bella domanda, Paolo Varchetta. Paolo Varchetta lo saluto e colgo l'occasione per Paolo, scrivi come si chiama la tua pagina perché mi scordo sempre. Paolo è un ragazzo bravissimo che anche lui mi condivide video su Facebook. Paolo, non voglio usare, scrivimi bene il nome della tua pagina così invito anche gli amici ad andare sulla tua bella pagina che parla del Napoli. Ait, come si chiama Piettepool? Piettepool si chiama Franco Vetere e per chi non lo sa è mio cugino. Allora, quando può, volete sempre in video a fare lo scemo appresso a me. Follettone 84 si è giocato 5 euro su questo altro del Genoa. Follettone, ti ricordo che poi il 10% deve essere devoluto a PTU, eh? Non si fa niente per niente. Intanto, intanto che dici Napoli, ah, boh, poi risultati una collanata, Napoli-Genoa 0, voglio sicuramente una Napoli vince, poi non lo so. Fabri chiama Conte, allora Luca Saviano, Fabri chiama Conte e fatti dire il pronostico, questa è una bella idea, questa è una bella idea, mo dopo lo chiamo, perché chissà con Mannis sa tutto lui. Ci disturbo Stefano, Cero, io dovrei fare un video serio, un video che potremmo sentire. Stefano, non ci sono problemi. Contattami su Facebook, a così a trovo un numero di telefono, ci sentiamo e ne parliamo senza problemi. Ah, Giancarlo Cervelli, risolta, forza scritto, forza c'è cosa scritto, eh? No. Gianni, niente ancora, non ti è arrivato l'invito? Tu mandare la cosa, aspetta. Ci ha mandato 5 invito, voglio così passa quando facciamo questi live solo in casa, ci fa gente che parla a 4, a 5, a 8, non riesco mai a fare niente, aspetta, voglio cambiare un'altra volta. Allora, intanto a Juve è piaciuto lo sketch a Candid Camera che abbiamo fatto su Cespuglio? Ho letto dei bei commenti, secondo me vi è piaciuto, io spero di sì perché ci siamo divertiti, abbiamo fatto un paio di giorni sulla Coppa Parca Remembrance con chi lo cosa un gol e fatemi sapere se vi è piaciuto, sì, ne possiamo fare pure altri. Scusate, ma ogni tanto mi fermo a parlare, ma praticamente sto cercando di invitare Carlo Cervelli, mannaggia la miseria, quando posso dire una riunione, sto fatto e poi non so che cazzo lo fa, ma non è colpa mia, io ci provo.
però a me la tecnologia, cose con computer, YouTube, Maron, non mi... Ecco qua. Eccolo qua, proviamo di nuovo. Ma non mi fa piacere che Giancarlo riesce a essere stasera con noi, perché poi Giancarlo è fortissimo. Tra l'altro Giancarlo scrive delle canzoni bellissime, oltre alle parodie, vabbè, che ogni tanto canta con noi, ma per gioco. Giancarlo fa delle canzoni veramente belle, voglio veramente... Mo diciamo, tu dici che chiedere un maglione tu, ma non è vero. Fa delle canzoni molto belle. E volesse fare sentire qualche canzone da solo. Gianca, niente, te l'ho mandato una volta, Gianca, non so che fare, non so che fare. Dicevo, l'invito gli è arrivato solo che non viene per non fare la busta. No, Giovanni Bosso. Allora, Giovanni Bo, ma raccomando, mo stiamo diventando amici perché stiamo facendo live, tu mi commenti, mi fai votare per il web ora, però non ti permettere di invito matrimonio perché ci appiccica. Questo te l'ho premesso, te l'ho scritto più volte. Non mi invitate ai matrimoni, voglio perché non ci stanno facendo i video, non vi permettete, perché poi mi inventerò qualunque scusa per non venire. Allora, leggo che mi è piaciuto un sacco la candid camera, poi mi fa piacere perché a un certo punto non sapevo manco più se la dovevo caricare, non la dovevo caricare, perché non, mentre abbiamo fatto il montaggio, quando i montaggi, no? Quando rimonti i video, a un certo punto non ti piacciono più. Quindi, come ti fa capire, non sapevo manchi se era bella, era brutta, non lo so. E allora poi ho deciso di rimettere sabato a questa sorpresa e mi fa piacere che vi è piaciuto, veramente piacere. Allora, corretto. L'anno prossimo lo troveremo sulla della Juve, io penso che Aisse e Mazzoleni sicuramente, il Liverpool Curone. E poi c'è anche una piccola cosa sulla Juve, due piccole cose sulla Juve che stiamo scrivendo e poi piano piano le faremo uscire, due belle cose. Valerio Abbondante ci saluta, ciao Valerio, io stacco, vado allo stadio. Fabio mi sta aspettando. Ok, forza Napoli, grande Valerio, e mi raccomando, ti fa anche per noi. Che sta dicendo Daniela Petrillo? Sì, soprattutto un video su YouTube antico che canta Salvatore Caruso, Bruno Arienzo e Alessio Petrillo. Non ci capite che voluto dire, ma a me là così ti posso rispondere. Valerio ancora che scrive, io stacco dallo stadio, Vale, ci stai facendo sciatta ancora per la tua no? E già, mi ha scritto tu. Eccolo qua. Non so se si sono bloccati i commenti oppure no. Eccoli qua. Ogni tanto si blocca tutto qua. Era forte Fabri, ho detto ogni volta che vedo un cespuglio, ogni volta che vedo un cespuglio ci passo armato davanti. Giovanni Bosso, c'ha pure a te Giovanni Bondo, però poco poi che hanno già capire rustica, se no ha già vestito da cespuglio, non ti preoccupare, ci fa pure a te. Forza Napoli ovviamente. Mary Martinez, in un live precedente dicesti di una parodia nuova, quando? Allora ragazzi, io spero che la riusciamo a pubblicare per sabato prossimo, non ne sono sicuro, però lo spero perché la stiamo montando, in pratica stiamo montando e non è facile perché ci sono tante immagini, però lo posso assicurare che questa attesa è, non vi preoccupate, è un'attesa che ci sta perché hanno fatto veramente una bella cosa, secondo me è una bella cosa, a me mi fa ridere, non lo so, mi piaceva questa idea di fare sta cosa, e come già ho detto prima in qualche altra volta è una cosa molto è una cosa che cazzo parla del gioco perché delle bollette, ma del gioco in generale, e secondo me che cazzo. Ci siamo divertiti, l'hanno fatto, ci hanno fermato pure i guardi, ci hanno fermato, poi vi spiegherò perché. Però sta a posto, ci hanno visto solo i documenti e poi ci hanno fatto andare. Melania Petrillo, quando parla di Giancarlo c'è un video su YouTube che c'è Giancarlo Cervelli con la chitarra sulla spiaggia, se non sbaglio, che canta con loro non ci capite chi. Però sì, Giancarlo Cervelli, che non so cazzo ero, mannaggia morto di invitarlo e c'è sopra Anna 3 ore, ma purtroppo a me YouTube schifo malamente, non mi riesce a far fare queste cose. Giancarlo Cervelli lo trovate comunque su YouTube
e mi scrivete proprio Giancarlo Cervelli. Esce lui, che è un bel ragazzo, occhi azzurri, capelli biondi, però è fidanzato, quindi mi dispiace per voi ragazzi tuttori, però comunque fa delle canzoni veramente belle, orecchiabili, ma veramente belle. Io, chi si pensa che io sfotto, che glielo dico perché Dylan compagno ma a me mi piace, mi sente, canzoni che non lo so, potrebbero essere veramente, o veramente potevi a Sanremo, mi dovete credere, potevo andare a Sanremo perché è proprio bravo, 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 bravo. Poi ditemelo voi andate a sentire, fatemi sapere, perché io non dico bugie. Poi ci secchio. Anzi, mo aspetta, mo però non è andato all'unità, ma già che fatti video, scrivi qualcosa di commenti, scrivi un po' a WhatsApp, ma io ti sto mandando l'invito veramente a terremoto. Ma non so se ci facevano a casa tu, veramente capito che mo c'ho, veniva a casa mi ci aspettava, era meglio così. Lo so. Vabbè. Eh, Mary Martinez, immagino, voglio venire con voi a fare video. Mary, guardi, io quando cerco persone per fare i video metto sempre un annuncio su Facebook perché parecchi mi dicono, Fabri, ma voglio fare un video con te, voglio venire pure io. Allora, in base ai video, ovviamente, io quando posso far venire qualcuno a darmi una mano a fare a recitare, a fumare, a prestare nulla, per me non ci sta proprio, io lo dico sempre, sì, se vedete i video nostri c'è stata talmente che la gente non si capisce niente, quindi quando è non c'è problema, anzi, e voto ho scritto su Facebook, ho scritto cercasi ragazzi per video, cosa così, e sta presentando 3-4 loro. Quando poi mi dice sempre volete fare video con me, volete fare video con noi, però poi quando è il momento non inizia sempre meno, ma comunque non è colpa vostra, che a volte chi fatica, chi ha non so, c'ha ecco, non si riesce mai a organizzare bene la cosa. Però mi fa piacere. Giovanni Bosso, lavoro a pianura, vieni lì e trovavo un caffè, va. Allora ci sto, Giovanni, se già l'era va, allora no, ma vieni lì ci sto, no, vieni lì non ci sto. Giovanni, mi dispiace veramente non ci sto, mi dispiace, perché sarebbe stato un piacere incontrarci. E nati giorni, anche te c'è un altro giorno, un altro giorno. Sì, ogni tanto a casa blocco, ma facciamo sapere sempre se mi vedete, si sto parlando solo io, così, scrivete sempre, fatevi vivi, anche che so che voi scrivete solo che poi sbloccano i commenti e quindi non si riesce a fare. Ok. Allora, Giovanni Mixa. Comunque ora ho visto il video del cespuglio, siete fantastici, mangia ricreata assai, grazie Giovanni, ci fa piacere, ci fa molto piacere. Mi fa molto piacere, su sketch non sapevo quando veramente più se poteva piacere o no, mi fa molto piacere che me lo dici. Eh, Melania Vetrillo, chi là, che ha scritto prima c'era uscito, me l'ha, già non ci avevo più. Poi questi commenti belli e buoni, oso fermo, no? Tutto quanto una redanata, quindi non riesco a leggere. Se mi puoi fare un commento tutto intero, a così scrivo tutto il pensiero tuo e io lo leggo e riesco a capire. Non faccio apposta, non è... Poi per esempio sono bloccato e sono come meno scemo, ci faccio leggere, non so cosa leggere, perché ogni tanto ci capisci se si pubblicano un commentato oppure si è a mamma YouTube che fa così. Uh, Poi aspetta, ma ci premuto per esempio, ci premuto un bottone, ah, eccolo qua. Antonio Puga, c'era stasera dovevo particolarmente a dovuto, ma che passata, una mancanza di piette pure tagliata. No, Antonio, io sinceramente, anzi, devo fare caffè per cercare di essere un po' bello fresco e pimpante, no? Non sto addormentando. Ah, poi mi ha lasciato tutto da stamattina, di verità, mi ha lasciato veramente a udare dei luci, quindi sto bello riposato. Allora, qui, belle buone venire con me. Giancarlo scrive interagisco anche io con i commenti e fai buono Giancarlo che non so cazzo cioè, tu mi vedi no guarda dici provata volta ma che la mamma YouTube no che fa poi dice, ma purtroppo non so che fare non so che fare ti sto invitando in tutta maniera ti sto invitando in tutta maniera ma non ci riesco proprio aspetta un attimo Giancarlo Cervelli e Annelici che l'hanno però Gianca mi ha creduto con tutto che non ti riesco a invitare ti sto annominando talmente il voto che ti sto facendo proprio proprio una propaganda spietata
anzi, veramente voglio andare a vedere i video di Giancarlo Cervelli perché fa delle canzoni veramente, veramente belle. Non ho, dico sempre, non scusate se sembro, poi sembro che perché sembra la stessa cosa, però è veramente, poi mi facile sapere pure a me, dove la sentire è facile sapere. Allora, Jenny Ruggero, anche io voglio far parte di un video. Cioè, io già l'ho detto, quando io lo scrivo su Facebook, per me ci sta proprio, più ne siamo meglio è, a volte, ma io mi diverto di più, quando si massai mi diverto di più. Però dipende dai video, dipende dai video. Ci stanno pure i video dove sempre serve solo una persona, pure facci, dove servono più persone. Eh, Vittorio Montagna non si blocca mai, ti seguo dal primo minuto. Ah, meno male, Vittorio, grandissimo. Sono contento perché io su questi cose ogni tanto si blocca. Che dai, anche prima si era bloccata, ci ha fatto una figura in mezzo perché si parlano soli, però ora mi sembra andare tutto bene. Anna Rita Cozzolino ci sta l'altro, me la ricordo un'amica nostra, ti saluto Anna Rita. Che ne pensi di Andrea Di Pre che intervista i fenomeni del web? Però i femoni del web, ne citi i fenomeni, i femoni, vabbè, comunque si capisce, i fenomeni del web. E che ne penso? Guarda, io l'ho detto l'altra volta, perché praticamente ho fatto un live con Diego YouTuber e proprio di questa cosa stavamo parlando. E guarda, quella è una bella idea, perché fondamentalmente ha avuto una bella idea, perché i personaggi, ci fa le interviste, piglia pure i personaggi tipo Mocio Muniz, Giuseppe Sapio, Cocca Scema, che non mi ricordo, e ci fa l'intervista e voglio, chi le niente fa, però è l'idea che è forte, ha avuto una bella idea e giustamente viene seguito e vabbè, comunque siamo andati un genere trash, però comunque sempre un genere, quindi va bene, per me va bene. Luigi Formisano, ti ricordi quando avete fatto il live 2 Diego e c'era quello che diceva culo, culo, secondo me sei tu, perché lo riconosco dalla scrittura, no, sì, sì, mi ricordo, sei uno che stava scrivendo culo, figa, comunque mezz'ora scrive sempre culo, figa, non so che fine ha fatto. Giovanni Bosso, Fabri, il venerdì a CRC ti sentiamo sempre, sì. Effettivamente mi fa piacere che mi dici questa cosa perché nessuno mai mi dice o non ci sente nessuno da sta radio CRC o non lo so perché tutti i venerdì alle tipo 4:20 4:20 4:15 più o meno io faccio 3 minuti a radio CRC dove praticamente parlo con dei miei amici che si chiamano i Margotti che fanno proprio una trasmissione a radio CRC tutte le settimane, no, tutti i giorni, però tutte le settimane mi chiamano e mi facciamo 3 minuti su sta rubrica che si chiama Il punto di Cerrone, ero io, Rico Cocco Stronzato, loro pure. Vabbè, però mi fa piacere che tu la stia, perché nessuno mai, quindi mi fa piacere. E allora sta. Sweet Evelyn 88, questo pure io, grande Sweet Evelyn. Sweet Evelyn, mi pare che sì, mi sembra che tu già ci stavi, qualche live sicuramente, tipo mi ricordo no. Ah, Rina Chan, buonasera, Rina Chan me la ricordo perché l'altra volta mi pareva strano questo nome Rina Chan, che secondo me è cinese, mi pare che dice una così. Tony Di Palma, mi saluti con Antonio Palma su Facebook, grande Tony Di Palma. Ti saluto, ti ho salutato già, Tony, grande. Crecca. Fulmine giallo, Carmine, ti aiuto, mettiti su Facebook. Dicevo, no, sai che Carmine, Caismo, mettimi up a Facebook mentre sto facendo la live, sto blocco tutto santo YouTube, perché tu già lo sai, già dall'Egitto il computer mi fa proprio veramente schifo e quindi non riesce a tenere due cose insieme. E quindi questo è. Luigi Canale, danno a scrivere e non danno a va. Sì, si sta ricordando una frase che che abbiamo fatto a Kelly The Camera, che poi io non avevo sentito. Quella frase di quella là, io non l'avevo sentita. Perché quando ci fatto scherzo, non l'ero sentita, anzi. Infatti mi ero meravigliato che nessuno se l'era presa e nessuno aveva detto niente. E invece poi subito aprire la registrazione, subito aprire le immagini, la registrazione che stai sta cosa. Ma io non me l'era accorto. A buca, poi, figurati, la faccio questa sicuramente, questa cosa. Uh, Mary Martinez, ma di dove sei? C'ero sempre di pianura. Io sono sempre di pianura. Giustamente tu non lo sapevi, perché, però ogni tanto lo dico, lo scrivo, sono di pianura. Jenny Ruggero, Cero ti piacerebbe essere una iena?
E voglio se mi piacesse, voglio come no. Mi piacerebbe, sì, molto, molto. Carmen Mauro, vuoi a rispondere? Carmen, che già rispondere? Io sto rispondendo a tue domande. Scrivi, non ti preoccupare, io cercherò le domande. Scrivi di nuovo, fammi un'altra volta la domanda, che secondo me me la sono persa. Annarita Cozzolino. Lo farei un video con Peppe Fetish, guarda, ma come faccio a fare questo video con Peppe Fetish? Però Kill pure in due personaggi, Kill pure in due personaggi. Che appunto ha fatto un video con un'intervista con Tipri, Kill che Antonio Pazza, stesso pieno 28 spettatori, hai ragione Antonio, noi di solito nei nostri live siamo sempre che lavandine, siamo sempre siamo che lavandine in luglio, però stasera vedo che ci sono 28 spettatori, veramente c'è il picco, ma veramente ne manca a stare mi hanno fatto 28 spettatori, veramente stanno sciaccando tutto, è molto gratificante, poi spero che saremo sempre di più, però pure siamo pochi, ci fottono, siamo da belli, da soli, tranquilli. Eh? Rina Chan, sono amica di Melania Petrillo. Ah, ok, Rina, sei amica di Melania Petrillo, benissimo. Paolo, caspita, mi sta spiegando su fatti l'invito, Carmine Catapano. Allora ti spiego, quando invii l'invito, Giancarlo deve accettare, forse non ha installato l'hangout, ma no, penso che l'ha installato. Giancarlo, se ci stai sentendo, installa l'hangout. Ma io mi pare che Giancarlo l'ha già installato perché prima abbiamo fatto prova 3 ore, proprio, cioè, ma oggi pomeriggio e nemmeno ci siamo riusciti proprio da far capire come siamo negati. Visto che più negati di me, vabbè, quindi ci abbiamo apparato tutti e due. Ecco. Giuseppe Rossini, forza Bari, devo dirlo. Vabbè, forza Bari, Bari è una squadra simpatica fondamentalmente. Mi dispiace, non sta andando bene, secondo me. Mi pare che sta in Serie B e non sta facendo un campionato. Comunque, vabbè. Paolino DJ, farai mai un video con youtuber Diego? Ma ne abbiamo parlato proprio un'altra volta. Diego è stato, mi ha invitato nella live, ne abbiamo parlato. E se ci sta una bella idea, con grande piacere. Però, come già io ho detto a lui, ovviamente c'è da stare prima un'idea di fare qualcosa insieme. Ovviamente mi farebbe piacere. Domenico Sarri, buonasera Fabri, buonasera Domenico. Domenico ci segue sempre. Lo voglio dire, è uno di quei 20 che ci facciamo live. Per chi non lo sapesse, noi tutti i lunedì di solito facciamo live, di solito stiamo io e Teul, che sarebbe quello che ha fatto pure Reina nella battaglia rap Reina contro Balotelli, però oggi non ci sta e nemmeno l'altra volta perché è chiusa dalla finanza in Sardegna, quindi non ci sta, è indisponibile. E stasera volevo invitare Giancarlo Cervello che non mi tocca facile l'unità. Paolo Varchetta, mo pubblico in coppa pagina. Ottimo Paolo. Paolo, pubblicami il titolo della tua pagina di Facebook, così vedo se gli amici vogliono mettere un mi piace. C'è la G-Dream, non l'hai fatto. Paolo Varchetta è un amico mio che ha una bella pagina su Napoli, perciò ci sto dicendo. Raffi 24487, ciao Fabri, ti avevo promesso che c'ero, infatti eccomi. Bravissima Raffaella, sei una donna di parola, bravissima. Francesco Pirozzi, buonasera. Ciao Francesco, sei un affogato, poi saluto. Ci ho messo poco l'acqua ogni tanto, che poi mi rendo conto che quando faccio questo fatto si mette a parlare, quindi la prossima volta facciamo un po' di acqua, ok. Jenny Ruggero, la battaglia rap è troppo bella, grazie Jenny, mi fa piacere che vi è piaciuta la battaglia rap, ci siamo pure divertiti molto a farla sì, penso che ne facciamo qualcun'altra volta, già solo capire un po' con quali personaggi farla, perché poi non è facile, perché poi la trovo pure chi ci assomigliano poco. Noi teniamo la fortuna che la Vietti Puma assomigliava pure poco a Rena e poi mi chiappata a Balotelli che era anche un ragazzo che avevo visto su Facebook, diciamo, ci poteva somigliare. Martina Landolfo, se si unissero Frank e Cerrone, youtuber e quei bravi ragazzi ci riscatterebbero il meridione d'Italia. Oh, bellissima questa frase, citazione dal film Il Camorrista. Raffi 496, grazie Fabio, ma grazie a te Raffaella che ci stai seguendo, mi stai seguendo, mi fa molto molto piacere, più ne siamo meglio è, ma ovviamente pure se siamo pochi ci divertiamo stesso, non c'è problema, a me piace questa cosa.
Fulmine giallo, Cero deve accettare lui dal suo PC, fammi sapere cosa gli dice quando apre l'invito. Fabri, Cianga, mi senti? oh lo qui, hai schiappato, eccolo qua. Cianga, ci sei? Sì, sì, aspetta un attimo che devo chiudere il tuo... Ah, sta famaro, bravo, giuro e giuro, vai giù, finalmente, vai giù. Ma Finalmente hanno come mezz'ora, non lo so. sì, ma non ti vedo io, eh. No, ma io vedo, ma l'importante è che ci vedono loro. Aspetta un attimo, glielo chiedo, vai giù, Chi lo lo sa? vedete a Giancarlo? Ci vedete, vai giù, è entrato Giancarlo e spero che lo sentite e che lo vedete. Non ingaggiate a me, un po', stanno loro. No, io volevo vedere invece. Cioè, vorrei, devo E cliccare, allora fa niente, non ti perdi niente, non è che ti perdi chissà cosa. devo cliccare su dal vivo oppure no? Fammi vedere, dal vivo. Proviamo. No, tu devi cliccare, devi bloccare il video dal vivo, perché sennò si dà la voce a nostra indifferita. Vabbè, l'importante è che mi senti comunque, eh. Mi senti bene? Io ti sento, adesso voglio dire tutti i casomai te vedo, ma in due Io almeno no, volessi venga vedere come fotografia sei. tu. Non faccio manca, fammi vedere un po'. Ah, mo che mi domanda a loro. Sì. Vediamo. È nato, è nato. Aspetta, Giovanni, vai giù, facite pesi over. Giancarlo lì, c'ero, adesso. No, no, mannaggia, ma lo sentite? No, lo sentiamo solo. Mannaggia, ma vedi un attimo di mettere la telecamera, forse è qualcosa della telecamera, vedi un Invece po'. hai una conquista. Ah, no, devi accendere la webcam. E come vai giù? Ma accendo la webcam, aspetta un attimo. Appiccia la webcam, non facciamo questi errori elementari. Comunque, voglio dire una cosa così, vi dovete credere, perché tanto poi fondamentalmente, ah, boh, no, lui era un bello guaglione, Giancarlo, per carità, però la sua voce era più che quello che è. Senti? Lo sappiamo, Fabri, a che ora finisce il live? Devo andare a mangiare. Luca, ma non ti preoccupare, quando finisco il video vado a mangiare. Io non lo so quando finisce, però penso che fra una, non lo so, un team chiacchiera un po' con Giancarlo, una ventina di minuti, 25 minuti e finiamo, pure perché come giù Napoli va a finire che avevano finito tutto quanto, già siamo poco, a come giù no. E quindi si sente solo, Giancarlo, è picciata la webcam. Giancarlo, Aspetta, mi senti sempre? Oh. gli è picciata la webcam. No, ma sì, nel senso che impostazioni, ma non ho capito che problema ci sta acá. Ma mo ti sento pure poco, ti sento molto poco. Aspetta un attimo, vediamo. Comunque ti ho detto che è passato in vantaggio il Parma di nuovo, per fortuna. Nata voto, 2-0. Qua già che sentivo proprio una bellezza, ma per esempio non ti sento più. Si sono bloccati pure i commenti. Voglio continuate a commentare perché mi facilita capire se voi almeno lo sentite bene Giancarlo. Se lo sentite bene perché io sento, non lo sento neanche più, lo sento poco. Giancarlo, parlano poco, non lo sento proprio più. Giancarlo non si sente nemmeno più. Effettivamente abbiamo perso a Giancarlo, voglio dire. Abbiamo perso Giancarlo per un attimo, ci ha fatto credere, ci ha fatto sognare che eravamo riusciti a... Vai giù, non si più. Ma va, ne mi dite piacci. Eh, Luca Saviano, lui fra 20 minuti va a mangiare. Aspetta una volta alla settimana e un mangiare poi aspettare. Ma Luca, tu sei proprio l'esempio proprio delle persone, veramente io pigliate esempio da Luca Saviano che addirittura aspetta che noi finiamo la live e poi va a mangiare. Un grande. Già dove stai? Non sta a gioiaggio, pensa lui. Si sente basso, devi alzare sul programma Hangout e alzare il microfono e accendere la web. Beh, sto a gioiaggio, ma secondo me Giancarlo no, Giancarlo è peggio di me, ho scoperto questo, ho scoperto che Giancarlo è peggio di me col computer. E oggi capito, è caduto. Non so se si l'ha già invitata da voto, oppure si sa da riuscire a connettere di nuovo con noi. Mo ci provo, voto, qua c'è mi dispiace perché me l'avevo promesso e non ho mai fatto il possibile. Sto facendo anche il possibile per farlo stare in linea. Vediamo un attimo, vediamo un attimo, riproviamo, condividi, ecco qua. Giancarlo Cervelli, ma Giancarlo Cervelli,
a Bogamo per esempio. Ah, ok. Ecco. Andiamo a vedere un attimo solo, un attimo di pazienza. Condividi, invita, pubblica un invito. Ecco qua. Andiamo a vedere. Sempre lentissimo il mio Paolo, eccolo qua. Invito pubblicato, cioè, ci invitate nata, ti ho invitato nata. Allora, Jenny Ruggero mi ha pigliato per un mag. C'era il risultato esatto del Napoli. Voglio non lo scaccio. Non lo so, e poi a finire, che si vede il risultato esatto, e voi guardate, e perdete, allora può pigliare con me. Quindi io evito. Però posso dire una cosa, no, non è che sono sicuro, però io sono quasi sicuro che il Napoli stasera vince. E guarda che Rig, voglio osare un over. Bah, perché solo questo, un over. O stasera finisce a faccio una figura in mezzo, ma il Napoli vince, questo è sicuro. E poi anche un over, perché secondo me sarà anche una partita abbastanza, diciamo, spettacolare, nel senso che, che spero che speriamo che vinca, poi ce ne fotte, fanno i compiti, speriamo che vince. Poi salutiamo Mary Martinez, raga, io vado, è stato un piacere, ci vediamo lunedì, grazie Mary, ti ringrazio, tu devi essere nuova perché non mi ricordo delle live, quindi ci vediamo lunedì prossimo, che sicuramente poi lo facciamo verso le 9:30, e quindi l'abbiamo anticipato un po'. Power Jenny, si vediamo Spara Team. Power, sì, tranquillamente, tu inizi a giocare, poi dopo vediamo un po'. Se vinci me le puoi dare tranquillamente la tua metà, poi se perdi ovviamente magari già troppo a Facebook no, sto spaziando. Paolino DJ, Cero, che fa il Napoli in Europa League secondo te? Ma come ti piace? Veramente piccinini? Non lo so, non lo so, però ovviamente guarda, ti dico una cosa, io spero che Napoli quest'anno perlomeno vince la Coppa Italia e vince pure l'Europa League e si qualifica in Champions League. Guarda, è stato fatto veramente, non dico a mi dare dovere su, no, però è che mi sei già su fatto con lo scudetto là è compromesso, a me già mi hanno disposto, perché poi quest'anno ce lo aspettavamo un po' perché abbiamo una bella squadra. Vabbè, Forza Napoli si chiama questo qua. Farei un video con Rosario Muniz, sì. Ma non c'è pazzissimo, Rosario Muniz. Chissà di dove, non so ci dove, sarai Milano, sarai, non so, fa pure paura a me. Poi una scigna, ormai. Dai. E ci stai più. Sì, e niente, voglio, non riesco a sta. Francesco Esposito, cielo salutami. Ciao Francesco, grandissimo Francesco, che pure ci segue sempre. È una, un ultras di Frank e Cielo, bravissimo Francesco. Allora, a Luca Taviano, Fabri, se prendo la metà è a lui. Se io voglio dire proprio, Luca, voglio proprio, guarda. Se piglia sto over, voglio dire proprio. Solo qui. Cianga, Giancarlo, Cianga, hai sentito un rumore, pensavo che era Cianga. No. Giuseppe Rossini, Cero, tu lo prenderesti in culo per 20 milioni, poi ci siamo assestato male e basta. O volessi a te, tu Giuseppe Rossini lo prenderesti in culo per 20 milioni? Dici no, Fabri non ti sento più, sei bloccato. Ha già un tempo che basta fare già. E niente, non sto facendo una cosa. Certo, posso... Sì, è stata questa interruzione di mia mamma, non so se l'avete sentita. Luigi Canale, ce lo va a mangiare, ciao Luigi, fra poco ci ha mangiato quando, non ti preoccupare. Mister Cavani 90, ce lo aspettiamo una tua parodia Forza Napoli, si grande Mister Cavani, mi ricordo che all'altra volta ti ha già salutato, che stiamo facendo la live con... Cianga, hai sentito un muro, Cianga? Ah, mi senti o no? A modo sei, su 3 ore. Famarone. Ah, Ah, grandissimo.
Io aspetta un attimo solo, Gianca, saluto a Peppe Amorico, Giuseppe Amorico, Peppe, grandissimo. grande Peppe. No, tu non lo sai, che grande Ah, boh, l'hai Peppe, conosciuto, grandissimo. no? No, non conosce a Peppa Morì, che è un amico mio. Senti, Ma Gianca, voglio dimmi. sentite a Carlo. No, Ah sto sì, parlando forse c'era qualche con loro. problema audio, video, non te lo so dire che problema c'era, però si è risolto. Non lo so, manchi, vabbè, l'importante è che ci sentiamo. Sì, sì, sì. Sta, sta, No, sta discutendo perché è bello posso buono. dire una cosa a volo proprio. Come? Vai, 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 vai. No, su trasudo, giusto in tempo pa pasta e patano. La La pasta e pasta e faggio, fagioli. no, è Il pane è un po' trasudinam, di pasta in più. bella e buona, dai, tu che pasta e faggio. E che t'ha diciamo, comunque che volevo dire, voglio sì, da Giancarlo si ti sentono perché Io vedo che stanno non so andando. nemmeno, aspetta, dove posso vedere... Voglio partecipare pure a sto fatti, dai, si vede che solo a te, e non è una bella cosa. No, ma tu non è che puoi vedere a loro, Giancarlo, io No, non li posso sono vedere, però pindotto, voglio almeno leggere. Aspetta un attimo, fammi riaugurarmi se c'è. leggere, aspetta, modo un link, aspetta, No, 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 voglio, aspetta, mi sto collegando. eh, Mi sto collegando, prima un attimo... eh, bravo. Comunque, voglio, ma ti sentono loro, perché mi pare che ti sentono e poi ti vedono, ma lo vedete pure, voglio a Giancarlo. Voglio così, sì. Grande Giancarlo. Io spero che ti vedete pure. Spero che Voglio non Giancarlo, badate se molto fosse, essendo Tengo una in camera... dove che non posso dire, sì, sì, bello, sì. No, ma Giancarlo, sei sempre un bello voglio, però qua io non No, ti vedo no, perché purtroppo vabbè, qua c'è però... sciacquato che mare lo sentiamo ma non lo vediamo, mannaggia Meglio miseria, così, vedi cosa meglio annese, così. ma Gianca, ma fa una bella cosa, ma facci una bella canzone, a volo, non Ma da se mi finire, sentono la che tra faccio, se poco. no... Sì, no, ti sentono. Allora mo Giancarlo canta una delle sue canzoni veramente, veramente belle. Poi mi facci sapere, se è brutto lo potete scrivere, è Vabbè, tutto dal vivo. iniziamo Vai, con quella più conosciuta, allora, vai, 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 vai. Infatti pigliare la chitarra, infatti sta 3 ore vicino al computer e vabbè, almeno una Hai canzone. ragione, perciò sto dicendo, vai, vai, facci su Vai, bello pizzo, ma vai, non lo so se Giancarlo mi c'è. sentite bene però, vediamo. Vai, vai. Io questa sera forse ho gli occhi di chi non piange mai, anche se nel mio cuore tu ci sei. Sono indeciso e credimi stasera non lo farei, già penso a quando poi non ci sarai con me. Questa canzone la dedico al mio amico Fabrizio Cerrone. Ora che ti ho parlato nei tuoi occhi mi accorgo che ritrovo l'indecisione dei tuoi sé. Sembrava vero amore ma quel sogno aveva fallito. Cantando questa canzone tu puoi capire che io rivoglio i tuoi baci, amore, torna a stare qui con me, a cancellarmi sto passato, la speranza ci può stare. Un pezzettino, se no rubiamo troppo tempo alla diretta. Wow, Giancarlo, no, dico solo che appena smentiscano sono arrivati subito grandi commenti come è forte, la mia preferita, Tina Lenni, non lo so se la conosci, Gast, Gianni Ruggiero, aspetta, Gianni Gast, Ruggiero non lo so se è cioè, live, però Gianni Ruggiero ho letto, canta Mi hai cambiato la vita. Posso? sì, amo, sì, sì, Cerchiamo di... no, è tornata mia moglie. Ah, quindi non è partita A più? posto, no, sto facendo la live già. Mia moglie, no, parte dopodomani, dopodomani. Ah, No, vabbè, domani, sto dicendo domani, scusa, ci sto domani. domani. Nel frattempo a me sono con il citofono, un secondo solo. Però vabbè, Comunque, cantiamo voglio, dai. vai, vai. Di amarti io non smetterò, a costo di inventarti
Seppur tornassi indietro tu lo sai, tra le altre io ti noterei e risceglierei te. Sarebbe troppo bello, sai, svegliarmi e ritrovarti, fare progetti tra di noi, vorrei viaggiare e non tornare mai, vivere insieme a te. Io che credevo ormai di dover sempre perdere, mi sono accorto col tempo che in fondo la vita è bella se saprai viverti l'attimo. Sei di un qualcosa tremendo e stupendo, sei quel calore che arriva d'inverno, sei tutto ciò che mi serve per ricordare che al mondo non vince l'inganno, sei quell'acuto che spacca l'udito, sei quella storia che ho sempre aspettato, non posso dirti per quanto ancora durerà, ma questa favola mi ha cambiato la vita, mi ha cambiato la vita. Fabri, mi hai cambiato la grande, voglio, grande Gianca. Lo giuro, guarda, ma a me mi fai venire sempre il brivido quando canto questa canzone, perché mi piace veramente, mi piace. E non solo a me, perché guarda, si legge i commenti, la prima volta che non sembra che faccio il guarda qua, la gente che ti fa i guaglioni, che ti fanno i complimenti. Allora, pure io approfitto per salutare Stefano Disturbo, che lo conosco, quindi veramente un abbraccione. Poi vabbè, ringrazio un po' tutti quanti perché vedo solo delle belle cose, il fatto di Sanremo, anzi forse io ti però non andarti già però no, voglio parlare un po' voglio parlare un po' con la tua clientela, posso? La mia clientela, no, nel senso che abbiamo pure poco tempo, perché tu pare che sto vedendo la frutta, sembra che sto vedendo la frutta da Napoli. Lo so, però sono contento che ce l'abbiamo fatta. Poi facciamo una bella cosa, se per te va bene, la prossima volta te lo giuro, ma noi ci siamo organizzati pure prima, non è che possiamo dire di non esserci organizzati, perché oggi ci siamo messi a fare pro, però non ci siamo riusciti. Io spero che sia stato un problema con sto cazzo YouTube, però la prossima volta Gianca mi ha fatto promessa di esserci un'altra volta, perché mo va a finire con io, tempo è poco, comincia a partire una volta, perché vedi, penso che avevi, guarda là, cioè, guarda là, ti sto guardando dallo stadio, cioè, mi capisci? Cioè, ti stai sentendo troppo stadio, sto guardando Antonio del... Sì, ma la cosa bella è che emozionare, secondo me. tu sei Cerrone, vabbè, però vabbè, la cosa? No, la cosa bella è che dice ti sto guardando dallo stadio, grande Frank. In effetti tu sei Cerrone. Anzi, approfittiamo pure per salutare Francesco. Ma chi no, cioè, a parte la poesia. Sì, salutiamo Francesco. No, ma chi lo so bello, perché poi ancora non capito chi è Frank, chi è Cerrone. Vabbè, comunque, io oramai lo sento come il mio secondo nome, Frank. Io sono Cerrone. Comunque Gianca, mi devi credere. Guarda, niente di che stronzate, solo gente commenti, guarda che cazzo. Melania Petrillo, posso spiegarti sta cosa che tu non hai capito di Melania Petrillo? Che io poi, sai, stavo sangue perché io avevo capito. L'ho capita, io l'ho capita. Mi segui, mi senti un attimo? Te la faccio spiegare, ma lo so che Melania Petrillo ti conosce, già lo so. No, a parte sta cosa, che credo di aver capito che è la sorella di Alessio, però quello che cercava di dire è che su YouTube ci sta un video vecchio girato col telefonino dove cantavamo appunto alla fine di una storia, c'era proprio Alessio, c'era Salvatore, alcuni amici, questo credo cercava di spiegare, sicuramente cercava di spiegare questo. Ah no, questo non lo sapevo, pensavo che lei ti conosceva, infatti sì, perché anche lei mi pare che ti bagnoli, quindi sì. Senti, comunque parliamo 2 secondi di Sanremo, ma che ne pensate? Però non perché io voglia essere critico, può darsi che qualcuno dice no, mi è piaciuto Sanremo, fatto Sanremo. Cioè, che ne pensate? Quest'anno ma come gli anni precedenti, come è stato secondo voi? Gianca, mo ti dico subito quello che diranno, mo ce lo facciamo dire a loro, però io penso che
sicuramente saremo tutti concordi sul fatto che se ci fosse stata una canzoncella come questa qua che c'è cantato tu a Sanremo, magari forse avrebbe vinto lo stesso Rocco Hunt perché No, no, comunque ha ma fatto una io ti bella dico la canzone. verità, non voglio sentir dire questo, nel senso proprio che ne pensate di Sanremo a prescindere da quello che uno poi potrebbe fare, perché alla fine, vai, Giulia, la cosa importante è non arrendersi mai, quindi ci proveremo. È complicato lì dove ci Sì. sono già dei contratti firmati, delle cose, però noi che ce ne fotte, ci proviamo Ma che sempre. ce ne fotte, Gianca? Allora, Gianca, io quello che dico sempre è che l'importante è che uno vedi, poi alla fine comunque fa come te, alla fine continua a fare canzoni, le fa, poi un giorno magari c'è sta una bella bot, non lo so, i cool, oppure non lo so, di cose, e verrà il tuo momento, Gianca, non ti preoccupare, perché non lo dico solo io, quindi figurati. E... Chi sei, Gianca? No, no, volevo salutare un attimo, amico, scusami, si cagna di discorso, perché sono 3 ore che sta scena e non mi dispiace, e che lo voglio Peppe Amorino. Vai, vai, Praticamente, no, vai, vai. voglio salutare perché noi siamo un sacco di tempo, giù se ci sentiamo ci giorni che si chiama a Skype, contatto un po' a film. Ok, ok, vai. E niente, Gianca, che volevo dire, ovviamente si è partito lo penso, no? Sì. No, non ho capito. Azienda? Però, se sì, mi chiede di aggiungerlo, vedo un attimo se lo riesco a fare. No, non ci capito, Gianca, stai Si è sfruttando il bloccato. punto robotico, ti ho sentito. Le cose che leggo, fai un discorso tu, poi si segue, interagisci pure, vai. No, ne capito, ti sentivo delle volte, ti sento male, ti sento male. No, parla un po'. Ah, ora come mi senti? È un po' male, rispetto a prima ti sento un po' male, vabbè, comunque non ti preoccupare, non ti Non preoccupare. ti so dire Comunque ti perché. stanno facendo grandi complimenti, grandi complimenti. No, no, stanno scrivendo il fatto di Sanremo, l'unica nota positiva è stata Rocco Hunt, effettivamente è stata una delle canzoni che c'è stata. Insieme a Risa, che pure a me mi è piaciuta la canzone della Risa, la Gigi sincero, mi è piaciuto pure la Risa, te la giro pure a te l'altro Sì, sì, giorno, sì, eh? ne abbiamo parlato l'altra volta, sì. Ah, boh, mi stai cagando poco, mi stai mettendo troppo a Facebook e non mi stai cagando poco, io ti No, no, ti sento sto quando tu rispondendo, mi forse non senti o mi non mi senti, senti, non mi perché senti. sento un po'. No, io ti sento, però sento pure computerino, che distratto. No, ti dico Dici la solo una verità. cosa, mi stai facendo parlare, cavocco vicino alla tastiera, proprio perché tengo paura che non mi sente. Secondo me se mi vedono per una fronte a me, pensano poco. Cioè, io voglio parlare con te. Cavolo, ci dai la tastiera, perché? È perché il microfono sta nel, Ma capito? io... lo so. Hai capito, sai qual è il problema? Quello è il problema pure, secondo me. Lo stesso che c'avevo io all'inizio, perché all'inizio poi parlavo faccio computer, no? Come non mongolo, però poi Mm. alla fine a giocare mi hanno fatto capire loro, la verità, perché io sono legato, che mi era mettere che cuffiette, aggiungi le cuffiette e si sente buono. Proviamo, le metto anche io. Aspetta. Mettete le cuffiette. Allora. Mo ti sento molto bene. Ah, Ehi. ma già mettere il cuffietto no? Che dici? Vediamo, vediamo. State che cuffiette, state che cuffiette. Ah, sì, 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 Salvatore sì. Bellini, non mi battite per favore. Sono un povero milanista nato a Napoli. Salvatore, io già te l'ho detto l'altra volta, non ti preoccupare, pure se tifo Milan, se tifo quello che vuoi tu, non ti preoccupare. Qua siamo in amicizia e non c'è tifo che tenga. E niente, Gianca, no, praticamente si parlava di Sanremo e tutti quanti ovviamente concordano con la cosa che, vabbè, c'è grande tifo per Rocco Hunt, ovviamente, no? No, no, ma Però infatti dicevo, posso dire una cosa, un'altra cosa che tengo proprio a già dici, perdonami sempre, Fabri. vai, 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 hai voglia. Ho letto tanti commenti su questo fatto che lui è di Salerno, che tifa per la Salernitana e tutti questi fatti qua. Allora, io lì dove si affronta, credo, che è un parere mio, lì dove si affronta un tema così importante che è stato quello della Terra dei Fuochi, poi io ho cercato di capire pure altre, cioè almeno ho capito anche altri messaggi importanti in quella canzone. Non vedo il motivo per il quale si debba parlare di un fatto estraneo, nel senso che perché uno per il fatto tipo la Salernitana, anzi addirittura lui stesso nella canzone affronta il discorso
cioè non importa se tifi un'altra squadra, alla fine voglio dire, ci sta il fatto che io tifo per una squadra, tu per un'altra, però parliamo di problemi più importanti, di cose più importanti, è perché bisogna sempre infangare un ragazzo che secondo me è di una grande umiltà, mi è assai simpatico. Niente, No, per ma me guarda, io solo, cioè, mi viene solo da ridere, quando si fanno delle battute di Orno Buono, ma perché Orno Buono è una cosa molto soggettiva, ecco, alcune volte leggo no, delle no, ma vabbè, disgrazie. ma non ti preoccupare, polemiche a parte, vabbè, ma tu si metti a sentire polemiche, non si finisce più. Comunque è stato Però, bravo, è però ne stato un so guaglione che tanti, comunque vinta. ne so No, tanti. ma ci sta, ma tutte sono cose di, come dai, fare, di invidia, quando tu stai accendendo l'attenzione come lui che ha vinto il Festival di Sanremo, allora magari mica poi non è tutto quanto d'accordo, allora ci sta chi dice, non so, diceva, ma quello ci sta la parte del gioco, fondamentalmente comunque ha scassato veramente, oh, chi le vinta ne titola un coppo con un'energia pazzesca, un po' più qua per Bravissimo, cantare questa bravissimo, canzone, al di là bravo. della canzone, al di là del significato, poi dico, chi lascia spaccare, ci è preso chi l'ha asciutto tipo a mezzo, ragazzi, tutto quanto si aspettando che sceva. Oh, quello ma la gente si va dormendo, chi l'ha spaccato? Cioè, quello Bravo, veramente mi ha fatto i puri, ma se quasi a dormire. occhio pure a come ha mantenuto il palco, che è una cosa importante, con a 20 anni con quell'energia, Sì, sì, sì. a me ha trasmesso, ho detto No, è pure stato quello, a... è stato quello. A tutto quanto, è stato sicuramente quello oh, ma chi deve chi li morti? No, sarà stata la canzone, non lo so, lui proprio è entrato con un'energia proprio veramente bella. E si è visto, come deve fare? No, io scuso, sì, buono che anni discorso, mi fanno morire, sai, effettivamente che mi fanno morire. A parte che una hit c'è errore, Giancarlo c'ha la stessa voce, voglio, ma cioè, questo è proprio un'offesa, Giancarlo, io ti invito qua per, e chi si offende in questa maniera, ma possibile no, Giancarlo è No, però vedi subito ci sta Jenny Ruggero che dice Gianca l'hai spaccato con questo intervento. Ma io voglio dire, appena ti sei andare Gianca da 30 spettatori siamo passati a 31, cioè non so se rendo l'idea. Mica, oh, ma hai già vita un giusta, a cambio parte proprio... che voglio dire, un cambio repentino dello scena. A parte, oh, ce lo dico pure allora, te l'ho detto anche prima, anche la prossima settimana ci sarà Giancarlo, perché purtroppo è caduta la linea, prima, cioè no, non siamo stati capaci di prendere Giancarlo, e quindi la settimana prossima con grande piacere lo avremo di nuovo qua, se non c'ha altro di meglio da fare. E... Mo vediamo se riesco Gianca, a venire a casa tua, è meglio, sai perché? Perché io e te parliamo, ma con dei tempi diversi. E poi io sto parlando, ma tu stai facendo ancora un discorso, si fa attaccare pure viceversa. Capito? Come volte ci come struzzando, te posso fermare, si fa attaccare, voglio... Capito? no, ma stata a casa a tornare e essere un po' passaggio bello comodo, ma il è troppo comodo su parte, è una bella cosa, tu stai aspettato, comodo, Gianca, facci una Eh. bella canzone, la faccia arregliare, perché poi i parlo come un mongoloide, hai ragione, però effettivamente devono essere, cioè fai l'ultima canzone e poi penso che dobbiamo quasi chiudere perché Sì, 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 effettivamente sta per però ricominciare la partita. prima della canzone voglio Sì, dare un'occhiata a sto Giancarlo, sto leggendo un po' di cose qua, voglio salutare Jenny Ruggero anche se non lo conosco perché mi sta facendo emozionare, cioè, mi sta facendo un buon complimenti. Se fossi stata femmina, non lo so, ti avrei fatto qualche complimento in più. Comunque, vai giù. c'è il cango, va a finire a genere, lascia stare, vai No, avanti, no, vai avanti. ma alla base c'è ironia, lo sapete. Poi voglio un attimo leggere, fammi intervenire pure. Fabrizio mi fa troppo ridere solo a guardarti in faccia, ma questo l'ho aggiunto io. Un Sì. saluto a Giancarlo, ti ringrazio, Sasi Mister DJ, grazie. Ma sai come quelli là che nulla togliendo, che fanno, sai, le radio, un abbraccio forte forte, non è da me, Sì, pure io. però... Sì, sì, Eh, infatti all'inizio mi scrivevano pure anche ora, mi sembra una phone, senti, no, no, che la rirati, là che fanno le trasmissioni estreme, sono qua a cliccare alla stazione, no, che fanno un saluto a Gigino da bravo. Poggioreale, sai che io ho anche la voce da fruttaiolo, quindi sembra proprio quella cosa là. Oh, Beh, ti saluto perché e nel frattempo gli spettatori sono scesi a 20. no, vabbè, perché a parte il fatto che stanno tutti a mangiare, e No, poi ci sta per salutiamoci, dire dai, una, salutiamoci. ovviamente. Salutiamoci, vai giù, come ci No, salutiamo? Dai. salutiamoci una. Allora, già, facci veramente una delle tue canzoni preferite e ci lasciamo con questo sottofondo Una, musicale. Vai, vai, una vai tu, delle mie vai, non voglio parlare più. canzoni
mi cogli impreparato, però una delle mie canzoni, o una canzone in generale, non una No, generica. una delle tue canzoni, Giancarlo, vogliamo sentire le tue canzoni, non quelle già. Ok. Ah, boh. Perdonatemi, ma io ho le cuffiette e non sento la chitarra, quindi esce, ma già lo ha una, effettivamente. Vai, vai. Na 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 na. Sei vinto qui sull'orlo del mio cuore, riesco a farmi d'altro che pensare a te, scritto rosso il titolo di quella lettera fatta per me. Di raccomandazioni ce ne sono tante, si sente la tua voglia che hai di esprimerti, per dirmi quelle cose che non mi hai detto mai. Non ho mai amato così, quando ti penso io, vorrei averti qui. Non ho mai amato così, sono emozioni che volevo improvvisare, tipo se non vedo il Napoli non riesco a sentire più. No, sei un grande, Gianca, poi ti sei legato proprio a questo fatto della partita. Gianca, io è inutile dirti perché guarda, veramente sono tanti commenti di gente che si sta scendendo pure il canale 2 e io voglio approfittare di Giancarlo Cervelli, lo trovate su YouTube, c'ha un canale dove Ah, ha fa ragione, aspetta un video. attimo, aspetta, c'è un ragazzo che ha proprio ragione, vai giù. Allora sta Francesco Riccio, vai giù, ma quale canzone migliore di questa? Diciamoci la verità. Grande Francesco, Stai lontana da sto cuore, a te vuole come si. Niente voglia e niente spera che tenerti sempre a fianco a me. Si sicuro che st'amore, come mi sono sicuro te. Oh vita mia, oi cuore, e chi sto cuore, si stata, prima amore, o prima e l'ultimo sarai per me. Oi vita mia, oi cuore, chi sto cuore, si stata, o prima amore, o prima e l'ultimo sarai a me. Bravo. Grande, Giancarlo, veramente mi hai fatto cantare pure a me a un certo punto. No, perché dobbiamo autocaricarci tutti quanti. Io non lo so tu, ma quando inizia la partita del Napoli, ma già autocarichiamo, guardi lo specchio, è come se stessi quando soli, capite? Contro qualcuno. Giancarlo, prima mi carica e poi la partita. Sei stato un grande, Giancarlo, mi hai fatto veramente emozionare, penso anche agli altri. Veramente, questa è stata una delle live più belle che abbiamo fatto. In tua compagnia, anche se sei venuto in ritardo nel secondo tempo, però io mi sono arrabbiato, penso pure loro, perché lo vedo dai commenti. Sì. Quindi, c'era grande. Però Giancarlo, posso chiedere un po', tanto ti rimangono 2 minuti. Vai. Si dà riguardo perché ce l'hanno chiesto, si dice facile poco, magari sarà da buon augurio, o poco Gonzalo Cool, si dà riguardo. Me la ricordo, no aspetta, il testo perché tu lo sai, no? Sono canzoni che scrivi tu, quindi mi porti il testo e io la canto, però vorrei accontentarvi, ma come fa? Quest'anno c'è un campione nel mio Napoli. Ok, quest'anno c'è un campione nel mio Napoli, viene dall'Argentina, lui è Higuain, un centravanti forte in area di rigore, insieme a noi vuol vincere il tricolore. Poi gonfierà la rete e ci farà sognare, e adesso tutta Napoli dovrà gridare gol, Gonzalo gol, Gonzalo gol, Gonzalo gol, Gonzalo gol, Gonzalo Higuain. Va bene? Grande, bello, Gianca, grande. E chi se buon auguro, si segna Higuain, abbiamo scattato, quindi, come dice Gianni Ruggero, si va a Sanremo, l'hanno avuto tutto quanto, Gianca. Te lo auguriamo. Giancarlo, io ti do un bacione e te lascio, saluta tutti quelli che ci stanno guardando, poi va a Televulla, l'ha scritto pure uno prima, non so se bravo. Televulla, bellissimo, è stato un fortissimo commento.
Televulla dice sta telepianura, chiamiamola telepianura. Gianca, saluta tutti e poi Un ci bacione saluto, Fabio, un bacione, tanto avremo modo cioè, rivederci, tu mi hai visto a me da sta cosa, io t'ho visto, tu non lo so se mi hai Non visto. dovevo perché, no, non dovevo perché io tento di mettere la pace dei commenti, perciò non dovevi, Ah, perché però là mi pare che hanno visto, perlomeno ti hanno sentito, questo è l'importante, questo è l'importante. io spero che mi hanno solo sentito, ti dico la verità, perché sto in una fase un No, poco ti hanno critica, un sentito. poco, un poco critica la vita mia, mi sta facendo crescere i capelli, quindi se mi avete sentito e non visto sono molto più felice. È meglio, non preoccupare, Gianca, sei un bello aiuto, dai. Comunque grazie, Gianca, un grazie a tutti bacio. quanti, grazie, un bacione speriamo che la prossima parodia di Frank e Cerrone vi piacerà. A me già Sì, sì, piace, sì, però. ci sta pure la voce di Gianca, ci sta pure la voce di Gianca, ovviamente. Vabbè, Gianca, Voglio un allora bacione, un bacio forza e forza aiuto, saluto. Napoli! Forza Ciao, Napoli! saluto a tutti quanti, Melania, Pedrino, Jenny Ruggero, Francesco Esposito, Francesco Riccio, Salvatore Aiello, Domenico Sarnese, Salvatore Bellini, Power Jenny, Danilo Gabate e tutto il resto a presto. Forza Napoli, Mi Disturbo associo. Stefano, ciao aiuto, Ciao, un Forza bacio Napoli, ragazzi. ciao ciao, alla prossima, alla prossima. Ciao, ciao.